legame indissolubile quello che unisce i gradesi alla loro Madonna, la Vergine di Barbana, venerata e ossequiata nell'arco di un anno e in maniera solenne la prima domenica di luglio, nel corso di una grande festa che accomuna la totalità della gente. Quella Madonna, custodita da Grado nel suo cuore, la Basilica, e poi trasferita, in quel giorno, nella piccola isola a est, nel santuario a lei dedicato. L'isola di Barbana è meta da sempre di tante anime che accorrono alle sue brevi sponde per rendere omaggio alla Vergine e chiedere la sua protezione. Quattordici secoli sono passati da quel 582, quando il patriarca Elia edificò proprio su questo lembo di terra, in mezzo alla laguna, una chiesa in onore della Vergine Maria. Il patriarca Elia fu spronato a farlo da Barbano e Tiralesso, due eremiti là rifugiatisi. Una notte fu loro indicato in sogno un luogo del Lido dove avrebbero dovuto erigere una chiesa in onore della Madonna. Storia, leggenda, verità, tradizioni. Certo è che da allora sull'isola di Maria, giorno dopo giorno, decine, centinaia, migliaia di pellegrini si rivolgono per ricevere aiuto, protezione, conforto, coraggio. Da sempre gli ex voto testimoniano quale grande mano la Vergine di Barbana tiene sul capo di colui che si genuflette sotto la sua immagine. E tutto questo ben si colloca nel perdon di Barbana, che assume connotati più carichi in quello espressamente voluto da Grado, dapprima il 2 di luglio, poi la prima domenica dello stesso mese. In questo modo, solennemente, i gradesi rendono devozione alla Madonna di Barbana, capace, secondo gli antichi documenti, di aver debellato l'orribile pestilenza del luglio del 1237 che stava minando ferocemente il popolo di Grado. Ecco dunque il voto che deve essere sciolto ogni anno attraverso la processione verso il santuario. Il trionfo della Madonna sulla laguna si svolge con un cerimoniale tutto proprio, consacrato dalla tradizione. La città imbandierata, le calli animatissime, le rive del porto assiepate di gradesi e di forestieri, per lo più turisti. È uno spettacolo indimenticabile, ricco com'è, d'un colore tutto locale. Il porto presenta l'aspetto di una piccola foresta di imbarcazioni. Tutti i pescatori sono ritornati a casa per il grande giorno. Molte barche sono infiorate e pavesate. Sono quelle che parteciperanno alla processione e fra tutte spicca la grande barca di Gala, che accoglierà sotto un gran felce candido listato di rosso la statua della Madonna. Dal campanile del Duomo comincia a scendere festoso il suono delle campane. Il corteo sacro ha iniziato il suo corso, aperto dallo stendardo della Visitazione, mentre al centro della processione la statua della Madonna procede sul suo trono dorato, sorretta dalle spalle robuste dei pescatori. Quando la processione è giunta al porto, la Madonna viene deposta nel suo bragozzo, che non ha più l'aspetto di un natante, ma piuttosto di una casa fatata, pronta a veleggiare verso un paese d'incanto. Giovanni, sei tutto pronto? In nome di Dio! Avanti! Nella barca della Madonna prendono posto il clero, la guardia d'onore, i cantori del Duomo. Viene poi la barca delle autorità civili, militari, politiche, quella del comune, che si distingue facilmente perché sulla sua prua è issato il purpureo gonfalone di Grado. Fanno ala, precedono e seguono altre barche.
Un tempo si procedeva a forza di remi. Una sessantina di rematori divisi in diversi battelli, collegati da funi, trainavano con ritmo cadenzato la barca della Madonna. Ancora oggi sono 7 queste piccole barche che trainano la barca della Madonna. Sono chiamate rebucci. Preghiere, devote canzoni, canto di salmi, litanie, armonie di musiche si espandono gioiose sulla laguna, sotto un cielo ordinariamente splendido e sereno, mentre il sole di luglio piove la sua luce d'oro sui vessilli, sulle fiamme e sulle bandierine dei pavesi che garriscono la brezza marina, sui ricchi e scintillanti apparati del clero. A Barbana migliaia di pellegrini attendono, venuti dalla terraferma la sera innanzi, durante la notte o di buon mattino. Quando il corteo è in vista, le campane squillano e tutti corrono al piccolo porto a incontrare la Madonna di Grado, che viene portata in processione attorno all'isola e poi deposta nel mezzo del santuario. Barbana è tutta rigoglio di vita e di poesia, che contrasta col mesto panorama della laguna, dove isolette, velme ed ossi danno vita solo a erbe palustri, ridenti soltanto quando i caratteristici fiori lacustri li stendono sopra un tappeto da delicati colori rosati e azzurrini. In mezzo a questo vario paesaggio, l'isola della Madonna spicca col suo tempio e la sua piccola foresta. Barbana è rallegrata e abbellita da una cortina d'alberi d'alto e medio fusto che avvolgono il santuario e gli altri edifici, quasi per preparare una grata sorpresa ai pellegrini che approdano alle sue rive.
Questa ricchezza di verde forma la caratteristica naturale dell'isola, vera oasi in mezzo al piatto e uniforme panorama circostante della laguna. Pioppi, gelsi, cipressi, pini marini, tuie, acacie, olmi, ligustri, tamerici, bagolari creano una piccola foresta spessa e viva, popolata d'uccelli che vi trovano un rifugio indisturbato e avvivano dei loro canti. Il culto per gli alberi, che rendono così graziosa l'isoletta, a Barbana è in fiore da parecchi secoli. La tradizione popolare racconta che l'albero sul quale si sarebbe posata la statua della Madonna era un olmo. Perciò questa pianta, che a Barbana attecchisce meravigliosamente, è sempre stata coltivata con amore e anche oggi se ne possono ammirare due bellissime che la leggenda vuole discendenti dall'olmo della Madonna. Figlio dello Spirito Santo. La pace Tutti attorno alla Madonna, quindi, per celebrare la Santa Messa. Fratelli e sorelle, pellegrini a Barbana. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. L'immagine della taumaturga Madonna di Barbana è di squisita bellezza, rivestita da un ampio manto di azzurro delicato. Le ricche vesti sono decorate da melagrani dorati stilizzati, rinchiusi fra una decorazione di girali a motivo floreale. In braccio il Bambin Gesù. Della comunità, io offro al padre priore un simbolo del nostro attaccamento al santuario che vogliamo possa essere mantenuto nel tempo e come riconoscenza per la grazia ricevuta. Dopo la funzione religiosa, il sindaco della città, come simbolo dell'amore dei gradesi per Barbana e ringraziamento per la protezione avuta dalla Madonna, consegna al frate priore un sacchetto di denari. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. All'interno del santuario e sovra l'imponente altare e sullo spazioso presbiterio domina, curvandosi dolcemente come un piccolo cielo di gloria, la cupola ampia. Dai finestroni del tamburo e da quelli della lanterna piove un fiume di luce che dona una calda tonalità all'esuberante decorazione di cui tutta la cupola è ricoperta. L'interno, maestoso, di forme basilicali, ma alquanto incombente, esuberante di elementi decorativi e di colori, che non soddisfa pienamente i critici d'arte, ma piace al popolo che gradisce lo sfarzo e gli effetti coloristici. Ed ecco la statua lignea della Madonna di Barbana, che solo ogni 50 anni viene portata a grado. Si sarebbe tentati di dirla misteriosa, perché non si sa chi l'abbia scolpita, se sia stata eseguita appositamente per il santuario di Barbana e quando vi sia stata trasferita. Indubbiamente è della seconda metà del XV secolo, opera di un provetto scultore in legno, con sorprendenti richiami al fare di Domenico da Tolmezzo. Alcune pareti del santuario sono tappezzate di ex voto. L'uso di appendere alle pareti delle chiese e dei santuari un segno che esprima la riconoscenza per i favori ricevuti dal cielo o di donare qualche oggetto prezioso, vasi, paramenti sacri, oggetti per il servizio del culto, risale ai primi secoli cristiani e ne troviamo esempi nella letteratura patristica e nelle primitive fonti storiche cristiane. Ogni tabella, ogni quadro, ogni cuore, ogni iscrizione e fotografia sono un attestato per un favore ottenuto dalla Madonna. Ci sarebbe da perdersi se si volesse descrivere minutamente questa singolare galleria mariana. Anche solo da un rapidissimo sguardo si ha la visione di tutti i mali, le disgrazie, gli infortuni che possono incogliere l'umanità.
bambini caduti dalle finestre dei piani superiori delle loro case, precipitati nel fuoco, in torrenti o in mastelli ricolmi di acqua, rimasti salvi per intercessione della Madonna invocata dalle madri angosciate. Investiti da treni, automobili, motociclette, macchine e carri agricoli che hanno sfuggito la morte raccomandandosi alla Madonna in istanti terribili. Persone rimaste incolmi sotto una pioggia di bombe, di spezzoni incendiari, crollo di edifici, illesi da folgori, cacciatori ai quali scoppiarono fra le mani le canne dei fucili, ammalati che superarono felicemente difficili operazioni chirurgiche o guarirono da malattie mortali. Su tutti la mano della Madonna. Questa, la Madonna di Barbana, conosciuta come Madonna Nera, che venne sostituita da quella del XV secolo. La Madonna Mora, detta così perché, forse, annerita da ripetute e maldestre dipinture. Probabilmente era l'immagine che si venerava nel santuario, non però dalle origini, fino a quando venne, appunto, sostituita. E dopo la messa e dopo una breve sosta, il corteo si ricompone e la processione marinara ritorna a Grado. Il rituale del ritorno a Grado è identico a quello dell'andata. Al grido di "In nome di Dio, avanti!" In nome di Dio! Avanti! Una bandiera si innalza dal bragozzo della Madonna e la processione va sulle acque della laguna. Ancora preghiere, devote canzoni, ancora canti di salmi, litanie e armonie di musiche che si espandono ancora una volta gioiose sulla laguna. E sulle sponde del porto di Grado tantissima gente, i graisani, ai quali vengono lanciate, in segno di amore e di gioia, i fiori, le ortensie, benedette durante la funzione religiosa.
pensiero però è sempre per lei, la Madonna, alla quale le donne intonano le laudi. Tu sei la stella che fugge i venti, che doma e placa l'onde frementi, che a mille navi salvò. O dolce nome, ti invocherò. È questo il ritorno della Madonna a Grado, verso la basilica dedicata a Sant'Ermacoro Fortunato. L'ala dei fedeli che accompagna la statua lignea si fa sempre più presente e corposa. È l'apoteosi di una grande festa che si concluderà nella basilica con il canto del Te Deum.